Benessere e bentornati a Novis. Dopo le operazioni chirurgiche che hanno fatto le femmine etiope, restate ferite dalla sparadoria di ieri di mattina a Chiauria, dula che alle restate copate Enzo Minisini e ha fevelato qui in Quirenze. In sostanza, la femmina ha confermato l'ipotesi che è venuta fuori dopo le primis investigazioni dagli sforzi dall'ordine sul look dalla disgrazia. Vale a dire che ieri è stata chiappata alla schiena di Minisini, il quale, dopo tirare alla femmina, aveva svoltato l'arme quindi di sé. La testimonianza però era come di essi verificate dagli sprovis, intanto che avevano indenante le indagini per capire di là che ven la pistola doprade in quel che insomma sempre di più un tentativo di suicidi-omicidi. Sono al manco 1400 gli espatriati dall'Ucraina che hanno avuto accetta in Friuli Venezia Giulia di quanto che è scominciata la guerra. A comunicarlo è stato il vicepresidente Riccardi, specificando però che potresti in iesi di più gli entrati in Italia per i passaggi di confini secondari, sedunchi e non registrati. Dalla fiera di Udine è stata organizzata la centrale per la sicurezza sanitaria, dove che gli espatriati avranno vaccini e tampons, ma anche una prime forme di ospitalità per cui calvesi ribavi e palagnotte. Dica, quando vari infiniti di chiappasole disponibilità, l'ha detto il prefetto di Udine Marchesiello, saranno anche distribuiti per il territorio. Per la terza di file sono stati superati 1000 casi di infezione di Covid in Friuli Venezia Giulia. Sono 1241 news positivi su 13.225 tampons molecolari e test svelzi. Si muore di questo un uomo di 69 anni di Monfalcone, voti le persone ricoverate in terapie intensive con 133 pazienti in che altri reparti sanitari. 22 ospiti e 16 lavoratori delle chiese di ricovero sono risultati positivi. Alle un'evore mancul marcato l'aumento delle nuove infezioni in regione, però rispetto alla media italiana, intanto che la nostra regione ha fatto segnare una increscita di nuove positività dal 20%, in Italia il livello è arrivato al più 36%. A mostrarlo è le ricerche dalla Fondazione Gimbe che mette in evidenza anche che è in calo il numero di vaccinazioni di ogni dì e che gli antimottante diffidenza verso la vaccina dalla fascia di età più bassa, con dome 3 frutti dai 5 ai 11 anni che sono vaccinati. Avanti intanto verso la conclusione il Super Green Pass e le smascaruti in tai ambienze sceras. In un primo momento si pensava che con la fine dell'emergenza, il 31 di marzo, saresti in menu di Sacolà anche queste limitazioni, ma il governo vuole mettere una data precisa che da una discrezione e sarà che dal 1 di mai. In quel momento sarà tirato via l'obbligo dal Super Green Pass sui posti di lavoro perché con più di 50 anni. Invece già con aprile non sarà domandato più il Green Pass sui mezzi di trasporto pubblico locale. E ieri arrivate alla stazione dai trenos di San Giorgio di Noiara le ultime chiame di sbaris di Acciar dalla città di Mariupol. Questi sbaris fanno parte di un'espedizione partita dall'Ucraina ai 23 di febbraio, la di prima che ha sclopato la guerra. Sono una nave con le bandiere bulgare. Tutte le chiame basterà per far lavorare la minador di San Giorgio, dove per una settimana e una volta finiti gli scortis, gli sbaris arriveranno dall'America del Sud, stante l'impossibilità di far arrivare robe dall'Ucraina e dal Mar Neri. E è stata creata al Museo Etnografico di Udine la mostra Look Up, che fa vedere dal percorso religioso della nostra regione. Non si presenta il scindic Pietro Fontanini. Le opere di religione, perché il popolo furlano è un popolo religioso, Aquilè è stata una città di grande religiosità, di Aquilè sono partiti messaggi religiosi un po' per tutta l'Europa centrale e orientale. E allora abbiamo voluto ricordare questa aspetto attraverso anche la religiosità popolare. Look Up, che è un progetto interreg insieme con l'Austria, al mette i percorsi, gli schiaminati che si possono fare partendo dall'Austria arrivando fino a Aquilè, dopo magari qui a Calul, al Polo Aiù, fino a Roma e magari fino a Gerusalemme. E sono due momenti di conoscenza di ciò che è la tradizione religiosa che nel nostro Friuli. Noi a Udine abbiamo 3 posti importanti di visitare. Il primo è l'Iglesia Santa Maria in Cistiel,
che si chiama proprio sul quel del Cistiel di Udin. La seconda è l'Iglesia di San Francesco in Piazza Venerio, e il Tiarcia il Domo di Udin, un altro look di grande religiosità e di grandi anche esempi di cultura. Ho preparato qui dal Museo Etnografico un struc di tanti momenti di queste viaggi religiose che si può fare anche in Friuli. Chi oltre a il percorso, si può anche ammirare un evore di opere artistiche che riguardano la religiosità popolare. E come ho spazi alle rubriche settimanali Gnovis dal Monte. L'appuntamento di queste settimane le tutte dedicate al Fogolar Furlan di Esquel in Patagonia, dove a novembre sono state festeggeranno 50 anni. Giancarlo Colabelli, segretari del Fogolar Furlan di Esquel, a dove 28 anni è stato eletto vice ambassador culturale di UCA del 2022. A contanus c'è che significa che sta in carga le Giuste Giancarlo in Tunco, insomma, Ricarla e Sonone Cleofe che partire di Serà ogni remangias in Argentina dal 1952 ha fondato il Fogolar Furlan di Esquel. Mandi, soy Giancarlo Luca Colabelli dal Fogolar Furlan di Esquel in Patagonia, in Argentina, e a febbraio sono stato selezionato come ambassador di collettività di emigranti in Argentina, unione che si fa chiamare UCADE. Questa unione fa diverse attività sociali e culturali per far conoscere ai giovani le sue radici. E per me è un orgoglio rappresentare ai Furlan in queste associazioni in Argentina. Bravissimo, ho sincato al Fogolar, io mi chiamo Carla Rossi e lui è l'Ennio Fe e che caglia mi mari Cleofe. E Cleofe gli è venuto di giovane, ormai sono agli Aricà in Argentina, è venuto prima in Ushuaia, dopo è arrivata a Esquel, e così che Cleofe è venuto da 22 anni, ormai sta per fare 94, poco, no? Ma è così. E sempre gli è piaciuto rappresenta il Friuli, e così che queste settimane c'è che tu hai fatto, mamma, tu sei là e tu là. A fare le sfilate. Bravissime, e come ho vinto di fare qualche robot perché vi ho di Ranci Furlan là in Friuli, c'è che a fare le sfilate le nonne con tutti le indici del Fogolar. E così che ho come faccio i 50 anni dal Fogolar e ho programmato qualche festute, o saprai poi in davanti che va le robe. Bon, allora, due qua benissimo, ho visto nel video della sfilata e ho detto, mandi a cui? A Dolce Furlan. Brave! Mandi. E ai 25 di febbraio sono stati festeggiati i 116 anni di fondazione dalla città di Esquel, ponte come di tradizione, le 16 diverse comunità che sono state, che lavorano in città e hanno sfilato dai loro costumi tradizionali. Presins, alle Clara anche Furlans, con davanti la presidentessa Cecilia Andrea Gomez Raffin e nonne Cleofe, che come ha detto le nonne anche di Giancarlo Colabelli, e gli dal Friuli dal 52 e 4 di novembre del 72 ad un culom Gelindo Rossi ha fondato il Fogolar Furlan dal LUC e presore dall'identità, dal folklore, dalla storia, dalla lingua, i Furlan a Esquel hanno portato anche la tradizione dalle UE, dal vin e ieri di Vinince Furlane di fatto la cantina Vignas del Nanti Fall, la cantina Furlane più meridionale dal Monte a cui
15.000 chilometri dalla patria, la cantina è tenuta di Sergio e di Somari Maura e gliele ha dal Friuli ormai di 3 generazioni, tant che giuste fra mieci vignai hanno fatto feste l'anno passato per 49 anni di vita dal Fogolar. E anche per usgnotte alle dute, Gnovis alle torne domani sempre alle snufman col vince. Bandi e buone serate, Reviodisi.